Siamo soddisfatti di quello che abbiamo fatto, anche se speravamo in un risultato diverso, però non è detta l'ultima parola perché a noi mancano un paio di seggi da conteggiare. È stata una bella sfida, un bel viaggio, una bella avventura. Crediamo di aver dato un segno che la città ha voglia comunque di un cambiamento e che non esiste solo il rosso o il nero, ma c'è anche un'alternativa in città importante. Ecco, questa esperienza civica ci è collocata fuori dai partiti volutamente. Adesso si tratterà di scegliere tra due schieramenti che presentano partiti politici. Quale sarà il vostro atteggiamento? Beh, dobbiamo discuterne all'interno della nostra coalizione e quindi per il momento non so rispondere a questa domanda. Dico anche che fino a che non vedo i numeri definitivi la speranza è l'ultima a morire. C'è una stima di quando potranno essere definitive entro la notte o... Entro la notte so che ci sono alcuni seggi ancora che stanno contando, insomma. Una Speravamo battuta? in un'affluenza maggiore, questo sì, ecco. Sì, appunto, una battuta sull'affluenza. Sì, noi speravamo in un'affluenza maggiore perché i tanti delusi dei partiti crediamo potessero fare la differenza. L'affluenza si è fermata, mi sembra, a 16.000 persone. Insomma, si poteva fare meglio, speravamo si potesse far meglio perché è lì la differenza, ecco.